della preghiera non è un isolarsi dal mondo e dalle sue contraddizioni, come sul tavolo avrebbe voluto fare Pietro, ma l'orazione riconduce al cammino all'azione. L'esistenza cristiana, ho scritto nel messaggio per questa Quaresima, consiste in un continuo salire il monte dell'incontro con Dio per poi ridiscendere portando l'amore e la forza che ne derivano in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio da me in questo momento della mia vita. Il Signore mi chiama, grazie. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa, anzi, se Dio mi chiede questo è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione, lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze.